È iniziata ufficialmente la seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Il campione svedese è atterrato nella mattinata del 2 gennaio a Linate prima di recarsi alla clinica La Madonnina per le visite mediche. Accolto all'aeroporto dal dirigente rossonero Boban, Ibra ha poi ricevuto l'affetto dei numerosissimi tifosi milanisti che hanno preso letteralmente d'assalto la sua auto. Il 38enne svedese si lega al Milan con un contratto di 6 mesi fino al 30 giugno 2020 per 3,5 milioni di euro netti, con opzione per la stagione successiva. Per ottenere la conferma, Ibrahimovic dovrà avere il 50% di presenze per il rinnovo automatico, con stipendio annuo da 6 milioni più bonus. Se il Milan dovesse inoltre centrare un posto in Europa, il premio per lui sarebbe di 500.000 euro. Ormai è ufficiale, Mattia Perin tornerà a Genoa fino alla fine di questa stagione. Come ufficializzato dal sito della Lega Calcio, il portiere juventino ritornerà nella squadra dove nel 2009 ha mosso i primi passi nel calcio professionistico e in cui ha giocato fino al 2018, ad esclusione di una stagione al Padova e una al Pescara. In questi anni Mattia si è distinto per essere uno dei migliori portieri italiani della sua generazione. Sfortunatamente in un anno e mezzo alla Juventus ha giocato molto poco, complice anche la titolarità di Szczęsny, ma ora, grazie a questo ritorno alle origini, Perin avrà di nuovo l'occasione di dimostrare tutto il suo talento. Sono tante le novità che si prospettano in casa Roma, prime tra tutti l'arrivo di Friedkin. È lecito quindi chiedersi come il club capitolino affronterà la prossima sessione di calciomercato. La priorità sarà sicuramente rinforzare l'attacco, settore che potrebbe vedere la partenza di alcuni calciatori. Uno dei possibili trasferimenti è Kalinic, il cui cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid. Il club iberico sarebbe anche disposto a concedere un nuovo prestito, ma il calciatore non è riuscito a trovare il suo spazio nella Roma e non sembra interessato alle proposte che sono arrivate, quindi il suo futuro non è ancora ben delineato. Un altro nome che potrebbe partire presto dalla capitale è Under, anche lui incapace di ritagliarsi un posto da titolare nella formazione di Fonseca. Caicedo, attaccante della Lazio, è sempre più popolare e mentre arrivano proposte dai club di ogni paese, le Aquile hanno deciso di blindarlo. Il calciatore ha firmato un rinnovo con la società biancoceleste fino al 2022 e non sembra per niente intenzionato a lasciare la capitale, nonostante piovano offerte da ogni angolo del globo. L'ultima arriva addirittura dalla Cina, da cui un club ancora imprecisato ha tentato di corteggiare il giocatore. Da quello che è trapelato, il club cinese sarebbe pronto a garantirgli un ingaggio più alto di quello percepito attualmente, una prospettiva impressionante se si pensa che, in questo momento, Caicedo con il nuovo contratto guadagna 2 milioni più bonus. Per ora, comunque, la permanenza dell'attaccante tra i capitolini non è in dubbio ed il giocatore sembra amare profondamente la città eterna.